oggi abbiamo avuto l'incontro con l'assessore Remaschi che ha portato qui anche i funzionari della regione e tutti gli operativi insieme alla giunta del comune di Piancastagnaio. L'incontro è stato fattivo, siamo scesi anche qui sul territorio a fare un sopralluogo per rendersi conto effettivamente di quello che è successo a Piancastagnaio. Anche loro hanno ritenuto che effettivamente qui c'è bisogno di un intervento, il primo intervento di bonifica, cercando anche di ricreare un po' di reticolato idrico in maniera che a ottobre ci si trovi abbastanza preparati per le piogge che possono intervenire. Ci rivedremo al più presto, alla fine d'agosto, di nuovo con l'assessore e con i funzionari per fare il punto della situazione e attiveremo anche quello che avevo già detto in precedenza, di chiamare un architetto del paesaggio in maniera che tutto quello che si fa sia propedeutico poi a riportare il territorio addirittura più bello di prima. Un grazie all'assessore e alla regione che in questo momento sulle richieste dell'amministrazione hanno dimostrato la propria sensibilità e competenza.